Carissimi amici, ben ritrovati, 32esima edizione della Festa di Candelora a Tarzo e siamo in compagnia dell'onorevole e sindaco di Tarzo Gianangelo Boff. Ben ritrovato onorevole, è un piacere ripartire alla grande anche qui a Tarzo con tante manifestazioni come quella che si è appena svolta della premiazione dei bambini dei disegni. È una delle tante iniziative che porta avanti la nostra Proloco. La festa della Candelora è la festa del nostro patrono, quindi è una festa molto importante per il nostro paese e grazie all'attività dei tanti volontari, dei tanti del Presidente e di tutti i comitati poi all'interno della Proloco che organizzano le varie mostre, i vari eventi, nonché la sfilata dei carri, anima il nostro paese e ci contraddistingue per le tante attività che vengono svolte poi dalla stessa. 32 edizioni di Candelora, 22 della mostra di disegno, 23 del carri mascherati. Tarzo è una risorsa inestimabile di volontariato e l'amministrazione ne è fiera. Diciamo siamo molto fieri anche perché appunto è una delle più grosse associazioni che ci sono in tutta la zona e quindi anche proprio nella provincia di Treviso la nostra Proloco è una delle più consistenti in termini di volontari, di aderenti eccetera e non è sempre una cosa scontata avere tante persone che decidono di darsi al volontariato. Abbiamo i gruppi alpini, abbiamo i gruppi di protezione civile, cioè il sentimento del volontariato e di voler fare qualcosa per gli altri è una caratteristica pregnante del nostro territorio.